Stiamo per partire con una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi festeggeremo i 75 anni della Polifonica Santa Cecilia di Sassari. Lo faremo col suo presidente Andrea De Sole e con il direttore artistico Matteo Taras. Quindi oggi musica, musica e ancora musica. Poi appuntamento con i Cars. Oggi Andrea ci spiegherà tutto sul noleggio a breve, medio e lungo termine. Insomma, siamo pronti, partiamo fra un minutino, restate connessi. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. E benvenuti allora Andrea, benvenuto Matteo. Oggi celebriamo questi 75 anni, noi lo abbiamo fatto subito con l'anguria del nostro Adriano Cossu. Spettacolare, spettacolare. Di Sardi alla frutta. 75 anni come riporta l'anguria. 75. Ricorda Adriano Cossu, la pagina è quella di Sardi alla frutta per andare a vedere le sue opere, e ci sarà da oggi anche quella storica della Polifonica Santa Cecilia. Siamo onorati. Benissimo. Un premio così sicuramente ci mancava. Allora, questi 75 anni, Presidente. 75 anni, sì, è una bella età che porta... Un bel traguardo. Che porta felicità, porta gioia e porta soprattutto la voglia di continuare, di innovarsi, di cambiare e di stare sempre alla ricerca di nuove musiche da poter cantare. Questo è il nostro lavoro. Quindi cantare. Più, forse come hai detto tu, un'età e non un traguardo. Traguardo sembra quasi un punto d'arrivo. No, i traguardi devono ancora venire. Bravi, bello, così mi piace. Matteo, direttore artistico. Ebbene sì, ho avuto questo grande onore per me di prendere la guida artistica di questa associazione che è importante lungo la storia. 75 anni di storia si sentono tutti perché tanti traguardi e come ha detto Andrea puntiamo a raggiungerne tanti altri. Ma comunque sono tanti, 75 anni, io stavo ragionando alla fine della seconda guerra mondiale. 75 anni, esatto, 1945. Vabbè, poi lo spiegheremo, però sì, anche perché adesso sono tanti veramente. Anche perché è davvero una bella storia. Il fondatore Don Gino Porchedo ha fondato una gran bella macchina. Bene, altra eccellenza sassarese, perché qua ne passano tante, qua c'è un esempio di Adriano Cossu nell'arte, voi nell'arte in un altro modo. Insomma, le vostre figure all'interno della Polifonica, presidente e corista. Presidente e corista ovviamente, anzi, prima corista, in secondo ordine presidente. Sì, io sono nato con la musica. Continuo con la musica. Mentre la direzione artistica, Matteo, ti occupi, ma anche tu sei anche, la tua carriera, diciamo io ci sono arrivato alla Polifonica perché ho iniziato appunto e continuo come strumentista, sono un pianista, quindi ho fatto musica da camera. Lentamente mi sono avvicinato al mondo della voce, che è veramente un mondo vastissimo e veramente diversificato, e passando dall'opera lirica pian piano quindi lavorando in teatro, sono arrivato poi a lavorare come maestro collaboratore con la Polifonica e poi dopo qualche anno sono diventato direttore artistico e niente, mi occupo di tracciare
la via per quanto riguarda l'aspetto artistico, qua abbiamo fatto con la grande macchina organizzativa che la Polifonica ha, e quindi tracciamo la strada. Sei entrato 2 anni fa, si può dire, sì, ma siamo 3 anni nel 2020, fa, sì, questo è il terzo anno, 2018 se non come sbaglio. direttore artistico. Lui è iniziato come maestro collaboratore, questa è dimostrazione che all'interno della Polifonica Santa Cecilia si fa strada. Si va Per arrivare. Arrivare mai a un traguardo, Mai a un sempre traguardo. è un mare che si naviga all'orizzonte. L'importante è il viaggio. Presidente, lei invece ha iniziato in un modo, c'è una chicca da far vedere, la facciamo Oddio. vedere subito perché mi è scappata prima, partiamo da lì. Cesare, Sì, me la sì, mandi dobbiamo- questa chicca storica, vediamola. Eccola qua. Mio Dio. Ci ricorda, Presidente? Sì, ora che mi vedo Dai, mi ricordo. spieghiamolo, questa... Siamo nel 1988, Festival di Sanremo. Il gruppo allora con cui cantavo si chiamava Ice, scritto Ice, ghiaccio, e fummo i primi a partecipare a Sanremo cantando in limba, in sardo, un brano cantato in sardo, Mama, venendo in dall'aver assoluto. vinto l'anno prima, nell'87, il Festival di Castrocaro, sempre cantando in sardo. Sì, perché forse con Castrocaro poi si passava direttamente a Sanremo. All'epoca giusto? si passava, se non chi ricordo. vinceva a Castrocaro aveva il passaggio diretto a Sanremo. Tu, Presidente, eri quello che cantava, non l'abbiamo detto. Ero però- quello magro, allora ero magro, oltre che più giovane. Perfetto. Volevo parlare ancora un po' di questa Polifonica, di come è strutturata e poi parlare della storia, perché ragazzi, 75 anni. Come è strutturata, quali sono gli altri componenti, come eventualmente si può entrare in una polifonica, c'è diciamo una selezione? che la Polifonica ha una mission che l'ha sempre contraddistinta, cioè cercare di inglobare Sì. e di portare la musica dove normalmente non c'è. Quindi tramite progetti specifici, penso alle scuole elementari, con le scuole elementari, però siamo aperti veramente a chi non ha mai praticato canto, ma noi abbiamo dei percorsi speciali che comunque prevedono di preparare anche da zero un futuro corista, quindi si prende, si quindi guida. si prendono anche da giovane, insomma, senza nessuna esperienza. collezioni. E poi la cosa bella è che venendo a cantare adesso questo video mi ha fatto pensare alla fortuna di avere nella compagine corale professionisti anche del canto come Andrea, mi viene in mente Denise, e questa è un'ottima occasione di crescita per tutti e soprattutto per chi viene da zero. Certo, E quindi, perché gli artisti della corale hanno anche una loro carriera, una vita propria, come funziona, Certo. Chi ha una propria carriera artistica è chiaro che può e deve continuare a seguirla. La Polifonica offre occasioni di poter cantare repertori ed affrontare repertori, studiarli, capirli, crescere, repertori completamente diversi, anche perché i repertori della Polifonica sono vastissimi. Ecco, intanto stiamo vedendo delle immagini le abbiamo prese dal vostro canale YouTube che è fornitissimo delle vostre Esatto, prestazioni. questo è il Requiem di Verdi, diretto esatto, da il Filippo Dies Irae, diretto da Bresson. Bressan. È stata un'occasione molto importante questa perché si sono riuniti con un coro importante della città, la Corale Canepa, e in questa occasione Sì, è stato eseguito sì. il Requiem di Verdi diretto da un importante maestro, appunto Bressan, e ricordo che era stata una bellissima esperienza perché veniva dopo l'incidente che c'era stato, l'esondazione a Olbia, certo, tutto certo, l'aspetto, quindi era stato assolutamente. dedicato alle vittime, Sì, sì, è stato ricordo un momento molto toccante. Lo stavi accennando tu, Presidente, musica da opera sinfonica ma anche contemporanea. perché Anche contemporanea, il concetto di anche folcloristica, anche popolare, nel senso che noi abbiamo avuto collaborazioni con gli Intillimani affrontando una messa popolare cilena, ma come abbiamo avuto collaborazioni toccando il jazz con Gaslini, che ha scritto per noi insieme a Bruno Tommaso e a Gabriele Verdinelli il Sacred Concert, il Jazz Te Deum, quindi jazz, folklore, popolare, classica, romantica, da poco un tournée in Germania con Monteverdi, quindi siamo pieno 1600. Fantastico, si spazia. Bellissimo, veramente bellissimo. Sì, Non pensavo. Ma senti, ne abbiamo parlato fino adesso, sentiamo un 2 minuti, un pezzettino Volentieri. di una vostra cosa. Molto Ok? volentieri. Dai Cesare, sentiamo la Polifonica Santa Cecilia di Sassari.
Oh, bellissimo. Questo che cos'era che abbiamo visto? Davide Penitente di Mozart. Ed eravate qua a Sassari? Qua a Sassari, sì, chiesa di Santa Maria in Betra. Fantastico, fantastico. Quindi abbiamo visto diversi elementi. Certo. È modulabile, si può dire così. Certo, anche perché ogni opera ha necessità e bisogno di organici diversi, che possono essere dal numero diverso piuttosto che dalla composizione interna, più o meno voci femminili a seconda delle intenzioni dell'autore. Certo. Senti, abbiamo iniziato a parlare un po' della storia, adesso parliamone di questa storia che è nata, dicevamo, 75 anni fa. Alla 75 anni fa, io ho detto prima, 45. alla fine della guerra mondiale, ma ci può c'entrare qualcosa? C'entra assolutamente, sì, anche perché periodo. Allora, la Polifonica nasce nel 45 ad opera di Don Gino Porchedo, oltre che sacerdote, fine musicista, ma soprattutto veramente animato da uno spirito di ricostruzione della città, ricostruzione soprattutto di quelli che erano i valori. Potete immaginare cosa può essere stato lo sconvolgimento di una guerra mondiale, anche a livello di valori morali, quindi dover ricostruire anche una popolazione civile. La Polifonica nasce nel quartiere di San Donato, nella chiesa di San Donato, quindi proprio nella parte più storica della città, quella che ancora ha la pianta a tela di ragno, non ha ancora il castrum, quindi nasce lì e nasce proprio per dare la possibilità a tante persone di trovare un'alternativa e non solo. Don Gino anche qualche giorno fa ne parlavo, all'epoca fu artefice anche, donò spesso ospitalità, ma non solo ospitalità, anche denaro perché molti suoi allievi potessero proseguire gli studi. E dalla Polifonica Santa Cecilia nacquero numerose menti sassaresi che contribuirono allo sviluppo poi successivo della città, quindi un'operazione che va al di là della musica. Ecco, quello appunto, molto al di là della musica. Molto... Poi la Santa Cecilia progredisce, con Don Gino stesso comincia la partecipazione a concorsi nazionali e internazionali, i concorsi nazionali più classici, più ambiti, come quello di Arezzo, diverse partecipazioni, diverse classificazioni, primi posti, terzi posti, secondi posti, menzioni speciali, fino ad arrivare alla vincita del Festival dei Festival per le corali, che è il Festival di Llangollen in Galles, dove la Polifonica Santa Cecilia vinse il magari in casa tema. loro, nel senso che sono loro i migliori che lo fanno là? No, perché è proprio alla grande. Il festival dove tutte le corali ambiscono a partecipare, ambivano e continuano ad ambire. Fantastico. Matteo, com'è da direttore artistico, neo direttore artistico, si può dire, anche se sono ormai inizialmente ovviamente si sente il peso della storia, poi dopo il primo anno si è costretti a pensare al futuro senza dimenticarsi del passato, però appunto il mio dovere, la mia ambizione è quella appunto di pensare in avanti, tenendo appunto la responsabilità di questa storia che questa associazione ha, quindi io ripeto, ne sono onorato e pensiamo al futuro con tutti i progetti che ci sono in campo. Oggi vedi qualche futuro artista interessante, magari delle nuove leve che passa da noi? Ce ne sono tanti, perché poi c'è sempre questo di cantomercato, capito? Visto che siamo nel periodo quello del calciomercato quasi. Ci sono soprattutto anche nella compagine delle nostre voci bianche che sono una parte molto importante, perché lì è il bacino da dove nasce, devo dire che ci sono delle voci molto interessanti. Aspettiamo un pochettino per poterle raccontare. Ne approfitto per salutare Sara Puzzupoli, che è la direttrice delle voci bianche, della sezione delle voci bianche. Vorrei salutare tutti, ma prima mi hai detto che siete anche tantissimi e forse ci mettiamo 20 minuti a tutti però citiamo qualcuno ogni tanto, va bene. Ci fermiamo un attimino per la pubblicità, poi saremo ancora di nuovo qui per le celebrazioni. Adesso parleremo di celebrazioni di questi 75 anni, che non è che passano così ciccio pasticcio, ci sono delle cose che dobbiamo dire. Pubblicità e siamo ancora qui. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.
Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Rieccoci qui con Andrea e Matteo, Polifonica Santa Cecilia. Stavo dicendo polisportiva perché di fatto sono con lo sport e ho questa... È capitato comunque. Capita, non sono, oggi è il vento di Sassari. Presidente, collaborazioni anche importanti, abbiamo parlato degli artisti, della Polifonica, la storia, ma anche collaborazioni di tutto rispetto. A me ne viene in mente una con Antonella Ruggero. Bellissimo. Che bella cosa fate con... Bellissima anche avete perché fatto e continuate a fare. E continuiamo a fare, c'è una bellissima storia quella con Antonella Ruggero, anche perché nasce da una collaborazione per portare in scena La buona novella di Fabrizio De André e avere lei come interprete voce solista femminile. Cosa che poi ha proseguito nel corso degli anni. Noi siamo presenti ad esempio negli ultimi 3 lavori discografici di Antonella Ruggero, compreso l'ultimissimo Quando facevo la cantante, dove siamo presenti in 3 brani, ma ancora nel CD antecedente Cattedrali, che è tutto un album molto particolare, molto suggestivo. Cattedrali che ha avuto anche degli sviluppi con spettacoli qua a Sassari anche. Con Antonella erano in programma per quest'anno a marzo, ahimè il Covid ci ha giocato un brutto scherzo, ma abbiamo assolutamente intenzione di riprenderlo non appena le normative permetteranno grandi eventi. La buona novella di Fabrizio De André, anche perché quest'anno ricorrono i 50 anni dall'album. Dall'album, 50 anni proprio dalla buona novella. Quest'anno nel 2020? Esatto. Allora bisogna farlo per forza. Per forza, assolutamente. Per forza. Solo il Covid ci ha bloccato. Appunto, Matteo, in qualità di direttore artistico, questo Covid ormai è la domanda un po' frequente che facciamo ai nostri ospiti, perché ognuno ha avuto le sue difficoltà. Per noi musicisti e per i cori ancora di più, dove l'essenza del coro è lo stare assieme, respirare assieme. È la stessa musica che esce da più voci, no? Ci ha toccato nel profondo. All'inizio personalmente ha proprio messo in crisi. Le prime settimane sono state dure perché abituati a provare settimanalmente, cioè io facevo 3-4 giorni di prova a settimana col coro e d'improvviso essere costretto al blocco è stata dura, perché io e tanti lavoriamo di musica ed è stato duro. Invece poi, grazie anche all'organizzazione della Polifonica, siamo riusciti a mettere in piedi un lavoro, la possibilità di lavorare online tramite una piattaforma, e quindi pian piano aprile-maggio non siamo stati fermi. Il web è venuto in aiuto anche in questo senso qua. Abbiamo fatto, insomma, abbiamo sfruttato l'occasione per poter sperimentare. Il futuro come lo vedete a livello di queste norme di sicurezza? Il futuro io lo vedo legato al vediamo Covid. Cosa succederà adesso in autunno, però sono fiducioso perché vedo che comunque c'è stata un'importante presa di coscienza e noi stessi anche nella ripresa del lavoro abbiamo studiato e applicato tutte le regole necessarie, quindi ci sentiamo di riprendere il lavoro in sicurezza e questo ci fa stare molto alla grande. La musica non si ferma. La musica non si ferma, la mitica frase di qualcuno ormai è di tutti, la musica non si ferma. Abbiamo parlato di Antonella Ruggero, grande collaborazione. Se ti chiedo con chi vorresti collaborare, Presidente? Vai. Ma
un ragazzo, una giovane leva. Facciamo l'appello qua in diretta. Sì, Pietro Gabriele si chiama, Peter Gabriel, sicuramente. Non questo di Sassari, No, Peter Gabriel l'altro, Pietro Gabriele. Arzachena comunque. Cavolo, e noi l'appello lo facciamo, Presidente, però... Sarebbe molto... Proprio di Peter Gabriel avremo comunque poi di qualcosa che ha a che fare con lui, Sì. in ogni caso. Matteo, sì. concordi con l'idea? Sì, rilancerei anche. Anche, Sì, perché non mi basta. Allora, Peter Gabriel, mi raccomando, poi lascio il numero. Chiederei a Bob Poi- McFerrin di partecipare. Ecco, con- perfetto. 2 così li abbiamo buttati. Vabbè, le abbiamo buttate, dai. Però torniamo con i piedi per terra un attimino. Assolutamente. 75 anni di storia, state organizzando i festeggiamenti. Io sono andato un po' a indagare nella pagina Facebook, tutti questi messaggini misteriosi. Coming Non c'è soon. ancora qualcosa di sicuro, ma qui diciamo qualcosa in anteprima. No, si lavora seriamente e si lavora con coscienza. Ok, Innanzitutto come li festeggiamo questi 70? li festeggiamo e li festeggeremo assieme Cosa a ci puoi tutta la dire? città e anche a chi verrà da fuori dalla città dall'8 al 12 di settembre. Questa è proprio un'anteprima. Stiamo ovviamente terminando le ultime cose, soprattutto la scelta dei luoghi, organizzando i luoghi in maniera rispettosa delle normative anti-Covid, in modo che siano sicuri sia per chi canta ma soprattutto per il pubblico e per la città, insomma tutto si svolgerà in sicurezza. Avremo anche l'ausilio dell'informatica e quindi nuovamente del web, della TV anche per questa manifestazione. Ma cosa sarà, dai, direttore? Ma allora diciamo che Direttore artistico. secondo me questo è un festival della resilienza, credo, perché riuscire a organizzare un festival internazionale di questi tempi non è facile, però l'abbiamo voluto fare perché sono importanti questi 75 anni ed è giusto continuare a diffondere la musica, quindi abbiamo ospiti che vengono da fuori, internazionali, nazionali, e abbiamo deciso quest'anno di sfruttare questa occasione per mettere in luce le eccellenze che abbiamo qua. Perfetto. Che non sono poche. Comunque si farà, avete 2 obiettivi. Assolutamente sì. Festeggiare i 75 anni e far ritornare Antonella Ruggero qua. Si faranno? Sicuramente sì, e Benissimo. con gioia. Ecco. Un'altra cosa importantissima, tutti i concerti che si svolgeranno in quei 5 giorni dall'8 al 12 di settembre saranno concerti ad ingresso gratuito, perché sarà un regalo dovuto alla città, perché noi nasciamo in questa città e a questa città dobbiamo tutta la nostra crescita. Complimenti veramente alla Polifonica Santa Cecilia. Ci fermiamo un attimino perché vi faccio vedere Andrea di Cars che ci spiega il noleggio a breve, medio e lungo termine. Può interessare? Sì. Agevoliamo Andrea di Cars. Ciao a tutti, sono Andrea, un saluto a tutti gli amici di Sardinia Life che ci sta guardando in questo momento. Questa settimana parliamo dei nostri servizi di noleggio breve, medio e lungo termine. Partiamo dal breve termine, a partire da 29 euro al giorno noleggiamo veicoli dalle semplici utilitarie ai veicoli commerciali. Da 1 a 30 giorni con contratto rinnovabile grazie alla nostra collaborazione con Welcome Cars. Passiamo poi al noleggio a lungo termine che offre tantissime soluzioni secondo le esigenze dei clienti. Scegli tu la durata da 24 a 60 mesi, il chilometraggio e se versare anticipo o meno. Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione del veicolo, poiché è tutto compreso nel canone mensile. I veicoli noleggiabili sono tutti i veicoli presenti al listino odierno, con tutti gli option che il cliente richiede, come se la stessi comprando dal concessionario. Questa soluzione è dedicata ai liberi professionisti e possessori di partita IVA e ai privati. Tantissime agevolazioni fiscali, soprattutto per le partite IVA e i liberi professionisti, di detrazione anche al 100%. I prezzi sono a partire da 250 euro mensili. Per finire abbiamo il noleggio a medio termine, soluzione dedicata ai possessori di partita IVA e privati, con segnalazioni al CRIF e al CNR. Questa soluzione permette di noleggiare i veicoli senza nessun controllo creditizio. Le promozioni sono di 24 mesi a partire da 1000 km mese, da 360 euro IVA inclusa mensili. Venite a trovarci dai Cars a Sassari, via Montezembi numero 6, zona motorizzazione. Seguite anche le nostre pagine Facebook ed Instagram iCars Rent. Scegli Cars, viaggia senza pensieri.
Ok, grazie ad Andrea di iCars. Torniamo a noi, signori. Allora, abbiamo detto questo grande spettacolo dall'8 di settembre al 12. Gratuito, dall'8 al 12, gratuito per tutta la cittadinanza e per chi vuole venire da qualsiasi parte del globo. Certo, ovviamente in base ai posti disponibili. Ovvio. Però oltre quello, cioè i progetti futuri, magari lo chiedo a Matteo, della Polifonica, a parte questa grande festa. Che sì, questo è nell'immediato, nel breve. Per il futuro niente, continuiamo con le nostre missioni, nel particolare il prossimo obiettivo dopo quello che c'è stato l'anno scorso, la mini tournée in Germania, è sicuramente quello di riprendere a confrontarci con dei concorsi internazionali, quindi penso che bella esperienza quella in Germania, vero? Assolutamente, magnifica, fantastica, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista umano. Abbiamo stretto collaborazioni e amicizie, perché un aspetto non indifferente della musica di insieme, quindi non solo della musica corale, ma in ogni caso della musica di insieme, è lo scambio di idee, di emozioni e di vita che si fa fra persone che fino a 5 minuti prima non si erano neanche mai viste. Fantastico. E ci si impara a conoscere quasi intimamente scambiando musica assieme. Vediamo ancora delle immagini dal vostro canale YouTube, ricordo, della Polifonica Santa Cecilia. C'è qualcosa della Germania? Non l'avete ancora caricato? Sì, se non sbaglio c'è un piccolo contributo. Si può andare a vedere lì. Si può trovare un bel momento quando abbiamo cantato insieme con un coro tedesco e abbiamo cantato Adiosa, non posso riposare, e l'abbiamo fatto in cerchio avvolgendo il pubblico ed è stato un momento molto emozionante. Fantastico, chissà all'interno di questo cerchio il suono come... Guarda, legato al folklore sardo, ho un ricordo bellissimo a Neuchâtel in Svizzera qualche anno fa, ad un concorso internazionale, dove un'esibizione in una chiesa, pubblico locale, quindi di Neuchâtel, non emigrati sardi, ho visto persone piangere con l'esecuzione del Non poto reposare, del Dia Diosa o del Deus ti salvat Maria. Quindi è proprio a dimostrazione che la musica supera anche le difficoltà dei testi, riesce a comunicare. Fantastico. Matteo, forse ti avevo interrotto nei progetti futuri, volevi aggiungere qualcosa o avevi concluso il concetto, era quello, insomma? Niente, mi piacerebbe continuare, è un nostro obiettivo primario, quello di continuare ad allargare la famiglia. Ci tengo a dire che per chiunque fosse interessato, e mi riferisco a fasce d'età piccole, quindi bambini e adulti, la Polifonica è aperta. Quindi diamo anche i contatti allora. Esatto, ci trovate col nome Polifonica Santa Cecilia su tutti i social, nel sito internet, e ci sono gli estremi per prendere contatto. Nello specifico poi ci si mette d'accordo con me e si fa una piccola audizione proprio per ascoltare le qualità della voce e capire come agevolare la persona. Quindi chiunque voglia, la Polifonica aperta. Benissimo, ricordo, l'ha già ricordato Matteo, ma la pagina Facebook stateci sotto, perché penso che a giorni qualche informazione in più e qualcosa di ufficiale ci sarà per i festeggiamenti dei 75 anni. Signori, grazie veramente per essere stati qui con voi. Grazie a te, grazie a voi. È stato un piacere. Qui con noi, qui con voi, è sempre il vento di Sassari oggi. Vi ringrazio veramente, in bocca al lupo per continuare questa grandissima avventura. Oltre 75 anni non è un traguardo, ma si va oltre, giusto Presidente? È solo una tappa. Perfetto, grazie allora. Ancora. Io vi ricordo, amici, allora, per rivedere la puntata basta andare sul nostro sito www.sardinianlife.it, qualsiasi comunicazione, la nostra mail è info@sardinianlife.it. La puntata la rivedete con anche tutti gli altri nostri contenuti sulla pagina Facebook di Sardinian Life, basta cercare Sardinian Life su Facebook. Che dire, io ringrazio Cesare Donati alla regia e Chico Pio alle telecamere. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao! Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale.
Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.